Buongiorno a tutti, bentornati, sono Sara Ferrarese, siamo qua a Muoversi Conoscendo, stimolo all'attività motoria e a uno stile di vita sano grazie al Comune di Udine Città Sane. Oggi la nostra lezione si svolgerà in piedi, ma potete aiutarvi con una sedia. Quindi ci mettiamo fronte alla sedia, mani sullo schienale, espirando piego le ginocchia e dirette le ginocchia verso le dita dei piedi, inspiro, torno a salire, rilasso le spalle, quindi fuori l'aria, risucchio l'ombelico, sulla zip dei pantaloni, inspiro, torno con le mie curve naturali, la colonna sempre alla sua massima lunghezza, ancora espiro, inspiro, torno. Posso aggiungere una difficoltà e dopo essere sceso espirando, sollevo le ginocchia, le distendo e sollevo i talloni da terra. Quindi fuori l'aria e dentro l'aria torno. Fuori l'aria, dentro l'aria torno. Sollevandomi su una gamba sola posso disegnare dei cerchi alle pareti laterali. Inspiro, ginocchio al centro, espiro divarico. Inspiro, ginocchio al centro, espiro divarico. Dentro l'aria, fuori l'aria. Se ce la fate, potete anche non sostenervi sulla sedia e disegnare le circonduzioni col ginocchio, mantenendo l'equilibrio, contratto l'addome e attivati i glutei. Stessa cosa con l'altra gamba. Inspiro, ginocchio al centro, espiro divarico. Inspiro, espiro, dentro l'aria, fuori l'aria. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre con l'aiuto dello schienale continuiamo a fare degli slanci con la gamba, quindi un piede solo in appoggio, espiro, calcio indietro, inspiro, sollevo e il ginocchio avanti, espiro, calcio dietro, inspiro, torno. Piccoli slanci della gamba, controllando l'addome, inspiro, espiro. Dentro l'aria, fuori l'aria spingo, sento la gamba forte e percorrere un fascio di energia tutto l'arto inferiore. Stessa cosa con l'altra gamba, inspiro, sollevo leggermente il ginocchio, espiro, calcio indietro, ancora inspiro, espiro. Dentro l'aria sale il ginocchio, fuori l'aria slancio. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Torno a terra e sollevando i talloni provo a camminare sul posto, sulle punte dei piedi, sollevo piede destro e piede sinistro. Ripeto, se ce la faccio, posso staccare le mani e muovermi solo utilizzando l'appoggio dei due avampiedi al pavimento. Stessa cosa invece con i talloni, quindi sempre aiutati se occorre dallo schienale della mia sedia, punte alte, cammino sul posto sollevando alternativamente piede destro e piede sinistro. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Concludiamo con oggi con un po' di stretching, quindi allontaniamo i piedi dalla seduta, distendiamo le braccia e incorniciamo la testa tra le braccia. Cerchiamo di mantenere le gambe più distese possibile. Inspiro, espiro, rilasso le spalle e cerco di incorniciare la mia testa tra le braccia. Senza piegare le ginocchia, inspiro, espiro. Mani attive premono sulla seduta. Inspiro, espiro. Sguardo a terra, dentro l'aria, fuori l'aria. Quindi piego le ginocchia, abbandono le braccia e srotolo la colonna, una vertebra alla volta vincendo la forza di gravità per tornare a salire. Quindi apro il petto, le scapole si uniscono, la testa sale e fuori l'aria torno a sciogliermi piegando, braccia abbandonate, giù la testa morbida, scendo
e inspirando torno a salire. Anche le ginocchia lentamente si estendono, quindi apro il petto, le clavicole, sguardo avanti, ancora una volta, fuori l'aria mi sciolgo come una candela e inspiro, torno a salire. Apro il petto e faccio dei respiri profondi. Vi ringrazio, vi saluto e vi ricordo che sul portale chespettacolo.info trovate la nostra pratica assieme. Buona giornata!